Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Continuano incessantemente le operazioni per lo spegnimento degli incendi boschivi e Interfaccia che da ieri mattina sono attivi sul Carso, in particolare a Devetachi, Sabrici, Iamiano, comune di Doberdò, e Medeazza, nel comune di Duino Aurisina. I fronti maggiori del fuoco, dove stanno operando circa 100 vigili del fuoco italiani, anche con mezzi aeroportuali, una ventina di operatori del Corpo Forestale Regionale, una trentina di volontari dell'antincendio boschivo, della Protezione Civile e squadre dei vigili del fuoco sloveni. Le squadre di terra sono supportate dal cielo da 2 Canadair del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall'elicottero Drago 71 del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Venezia, Lima 01 dell'esercito italiano giunto da Rimini e 3 elicotteri regionali. Al momento, mentre stiamo andando in onda, l'incendio non è ancora sotto controllo e visto l'avvicinarsi del fronte del fuoco ad alcune abitazioni è stato l'ordine di evacuare l'abitato di Iamiano. Oltre agli incendi boschivi che stanno interessando da ieri il Carso, altri 2 incendi quest'oggi nel territorio del comando di Udine. Il primo intervento, dove hanno operato i vigili del fuoco della sede centrale di Udine, dei distaccamenti di Codroipo e San Daniele, anche con il supporto di squadre del Corpo Forestale Regionale e dell'antincendio boschivo della Protezione Civile. Nella tarda mattinata, in frazione Clabuzzaro, nel comune di Drenchia. Il secondo incendio invece a Resiutta, dove hanno operato le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Gemona e Tolmezzo. Per tutti e 2 gli incendi è intervenuto anche l'elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Bologna.